Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Migranti, scoppia di nuovo l'hotspot di Lampedusa. Sabato scorso il record con 3.000 arrivi in un giorno. Si moltiplicano gli appelli per una gestione corale degli sbarchi. L'arcivescovo di Catania, Renna, il governo fornisca gli strumenti per dare un futuro a chi arriva. Spenti i roghi che hanno devastato i colli Sarrizzo nel Messinese, intervenuti 5 Canadair, allerta rossa della protezione civile per domani in 4 province, Enna, Catania, Palermo e Siracusa. Montagne di rifiuti da Librino a Picanello, parte oggi la nostra inchiesta Catania sporca per capire di chi è la colpa e perché la città non riesce a superare l'emergenza spazzatura. Reddito di cittadinanza, nuova protesta a Palermo, la rabbia di chi non riesce più ad andare avanti. Mangio cibo in scatole e non so come pagare le bollette. Sistemiamo noi tuo nipote, truffano un'anziana con la scusa di trovare un posto di lavoro al giovane, la vittima derubata di 36.000 euro. Calcio, Palermo tra campo e mercato, Corini, non esistono partite perfette, troppe critiche, mi sono rotto. Domani per il rosanero impegno in trasferta a Reggio Emilia, tra i convocati anche l'ultimo arrivato, Henderson. Dunque ancora in primo piano l'emergenza migranti, sbarchi senza sosta a Lampedusa che sabato scorso ha battuto un nuovo record con oltre 3.000 arrivi in un giorno. Tanti gli appelli per una gestione corale del fenomeno mentre il governo sta per varare il nuovo decreto sicurezza. Emanuela Corsi. Si è concluso il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva durante il quale è stato varato il nuovo decreto sicurezza. Tra le misure, come anticipato dal ministro dell'Interno Piantedosi, il rafforzamento degli organici, l'attivazione di centri di permanenza per il rimpatrio in ogni regione, rimpatri più veloci per i migranti irregolari che si sono distinti per condotte violente o pericolose. Lampedusa intanto è KO, con oltre 3.500 migranti nell'hotspot, quasi 200 i minori non accompagnati. Il record degli sbarchi lo scorso 26 agosto, quando secondo il cruscotto del Viminale ci sono stati 3.042 arrivi, il numero più alto degli ultimi mesi. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 443. Il sindacato di polizia siciliano chiede un intervento corale da parte di tutte le istituzioni coinvolte. Non si può continuare a permettere che il peso della gestione di un fenomeno di tali dimensioni, sottolinea il SIAP in una nota, continui a gravare esclusivamente sulle spalle delle poche forze dell'ordine disponibili. Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, sui suoi canali social si lascia andare a un lungo sfogo. Siamo consapevoli, e lo eravamo fin dall'inizio, che gestire l'hotspot di Lampedusa fosse una situazione complessa. E ancora, noi non cederemo mai di fronte alle emergenze, ma c'è da dire con forza una cosa: ogni operazione umanitaria ha bisogno di una macchina che funzioni, perché fa parte di un ingranaggio complesso di cui sono parte essenziale la sicurezza, l'integrazione, la gestione dei flussi, la lotta ai trafficanti di esseri umani, le politiche tra gli stati e la cooperazione internazionale. Intanto da Porto Empedocle sono già stati trasferiti 250 migranti degli 818 presenti dall'alba nell'area sbarchi e preidentificazioni del porto. Su disposizione della prefettura di Agrigento saranno complessivamente 560 le persone che lasceranno il comune verso altre città italiane. Nella tensostruttura ne resteranno circa 250. E di questi migranti molti vengono trasferiti al centro Forcile di Catania. Sulla questione è intervenuto l'arcivescovo di Catania Luigi Renna. Serve, ha detto, che il governo fornisca gli strumenti per dare loro una dignitosa accoglienza ed un futuro. Ascoltiamolo. Noi ci sentiamo particolarmente corresponsabili di questa situazione, soprattutto perché siamo in Sicilia, in quella che è la porta dell'ingresso in Europa. E ci chiediamo tante volte cosa possiamo fare. Certo, la Caritas, le associazioni di volontariato fanno tanto, le istituzioni stanno interloquendo anche perché alcuni spazi siano messi a disposizione, però ci rendiamo conto che ci vuole chiarezza e ci vogliono soprattutto delle risorse. E forse anche bisognerebbe vedere l'impianto generale, che è quello della legge, che permetta di muoversi in una maniera più agevole. Stanno diventando tanti di giorno in giorno e nella nostra Catania al Forcile sono lì.
a stazionare e non possiamo semplicemente dare colpa alle istituzioni locali, perché si tratta di un discorso più grande di noi. Allora quello che si auspica è che il governo da questo punto di vista dia gli strumenti alle prefetture, ai comuni e a coloro che fanno rete. La Chiesa è la prima che da questo punto di vista vuole fare, per un'accoglienza dignitosa e per un futuro che vada al di là semplicemente del soccorso nei primissimi giorni in cui essi arrivano. Cambiamo argomento. Non è mai stata dimostrata l'esistenza di un patto fra l'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo e Cosa Nostra, e quanto evidenzia la Cassazione nella sentenza depositata oggi, con cui lo scorso marzo Lombardo è stato assolto in via definitiva dalle accuse di concorso esterno e da quella di corruzione elettorale aggravata dall'avere favorito la mafia. I giudici della sesta sezione penale della Cassazione avevano dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Catania, confermando la sentenza che nell'appello bis aveva assolto Lombardo. Per gli Ermellini, per poter sussistere l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, è necessario dimostrare non la mera vicinanza al gruppo e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale da parte dell'organizzazione criminale, ma la prova del patto in virtù del quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegna a rafforzare e sostenere l'organizzazione. E anche oggi è stata una giornata di incendi. Resta alta l'allerta a livello rosso per domani per le province di Catania, Enna, Palermo e Siracusa, media sulle altre province, sempre secondo la Protezione Civile. Nel Messinese i roghi che hanno devastato i Colli Sarrizzo adesso sono al momento sotto controllo. Francesco Triolo. Sono stati spenti poco dopo l'ora di pranzo gli incendi che dalla serata di ieri avvolgevano i Colli Sarrizzo di Messina, fiamme che hanno provocato un odore acre di bruciato in tutta la zona del centro città. Sono stati necessari anche 3 Canadair per avere la meglio delle fiamme che hanno mandato in fumo oltre 200 ettari di macchia boschiva, pini e sequoie anche secolari, un patrimonio ambientale di grandissimo valore. Le fiamme erano partite dalla contrada Catarratti, nei pressi della foresta di Camaro, stessa zona colpita a luglio e complice il vento di maestrale si sono diffuse lungo la strada provinciale che porta a Dinnammare. Le fiamme hanno causato anche 2 esplosioni, 2 ordigni residui bellici della Seconda Guerra Mondiale. Resta ancora interdetta e lo sarà sino a venerdì in entrambi i sensi la strada statale 113 che va dal centro Neurolesi fino ai Colli Sarrizzo a causa di alcuni alberi cadenti o crollati sui quali si sta intervenendo per tagliarli e mettere in sicurezza la strada. Consentito il transito solo ai veicoli diretti al centro Neurolesi. Attualmente i roghi in corso in Sicilia sono 22, 2 ad Agrigento, 4 a Caltanissette e Catania, 1 ad Enna e Palermo, 7 a Messina e 3 a Trapani. L'impiego massiccio di 5 Canadair, ha detto il presidente della regione siciliana Renato Schifani, aggiornato costantemente dalle sale operative del Corpo Forestale e della Protezione Civile, ha consentito di riportare sotto controllo il vasto incendio che da ora aveva creato una situazione di emergenza a Messina, come a Salemi, dove il rogo intorno a Montepolizio è stato circoscritto. In relazione all'allerta rossa diramata per rischi incendi, il direttore generale della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina, ha disposto il presidio e il pattugliamento del territorio ad alto rischio delle province di Enna, Caltanissette e Catania. Il video dello stupro subito da una 19enne di Palermo violentata a luglio da 7 ragazzi in un cantiere abbandonato al Foro Italico non sarebbe finito in rete. La polizia postale ha setacciato per giorni il web, soprattutto dopo la caccia al filmato girato da uno degli stupratori scattata su Telegram, ma delle riprese non ci sarebbe traccia, mentre restano in carcere i primi 4 ragazzi finiti in cella dopo la denuncia della vittima. I legali degli altri 3 indagati non hanno ancora presentato istanza di riesame per i loro assistiti. La giovane vittima sui social ha ricevuto la solidarietà di migliaia di persone. Catania sporca, chi sono i responsabili? Cercheremo di capirlo attraverso una nostra inchiesta. Nella prima puntata emerge l'inciviltà di tante persone che approfittano dei controlli efficaci, poco efficaci o inesistenti della polizia municipale. Tonino De Mano. Abbiamo preso a campione 3 zone di Catania, diverse tra loro e distanti tra loro: Librino, Canaricchio e Picanello.
unico comune denominatore la spazzatura. Parte oggi la nostra inchiesta che abbiamo battezzato Catania Sporca per cercare di capire insieme a voi chi è o chi sono gli sporcaccioni di turno, soprattutto perché la città non riesce a superare l'emergenza rifiuti. Lo ha recentemente ammesso il sindaco Enrico Trantino, che ha più volte puntato il dito contro l'inciviltà della gente. In centro o in periferia non cambia molto la situazione, sacchetti di immondizia invadono le strade, non tutti rispettano giorni ed orari del calendario della differenziata, tanti ancora continuano ostinatamente a lasciare la spazzatura sui marciapiedi. Sullo sfondo l'organico esiguo della polizia municipale che non può garantire controlli efficaci. Discariche a cielo aperto sotto gli occhi di tutti, che vengono bonificate e che dopo pochi minuti tornano ad essere invase di spazzatura, divani, elettrodomestici e rifiuti di ogni genere. È il caso di via Cagnoni a Picanello, cui si riferiscono le nostre immagini. Uomini e mezzi della Gema hanno rimosso tonnellate di spazzatura, altri uomini l'hanno già sporcata. Siamo a Picanello e questo è uno dei tanti marciapiedi invasi da elettrodomestici e si è impossibilitati anche a camminare perché qui c'è un grosso congelatore, subito dopo c'è un frigorifero abbandonato, ma il paradosso qual è? Che dietro questa inferriata si trova proprio l'isola ecologica dove poter conferire gli elettrodomestici. Giriamo l'angolo e raggiungiamo l'ingresso dell'isola ecologica. Qui raccogliamo la testimonianza di due dipendenti. Guardate questo marciapiede, un signore davanti a noi ha buttato questo materasso nella strada. Catania sporca, perché? Sì. E perché purtroppo ci sono persone incivili. Noi abbiamo un GCR dove le persone possono differenziare ogni giorno e preferiscono buttarle fuori che dentro. La polizia municipale da queste parti si vede? Mai vista, mai vista, mai. Inciviltà e scarsi controlli. Il presidente della seconda municipalità, Claudio Carnazza, non le manda a dire. I controlli mancano perché sappiamo che a Catania il corpo dei vigili urbani è in emergenza. Sul territorio comunale sono state installate decine e decine di telecamere, ma occorre anche guardare le immagini. Principalmente occorre guardare le immagini e questa sarà una domanda che farò all'assessore di competenza per vedere se è stata attrezzata la sala operativa con queste unità che devono materialmente guardare queste immagini per poi andare a verbalizzare chi trasgredisce. Andiamo adesso a Palermo, dove esplode ancora la rabbia e la disperazione tra gli ormai ex percettori del reddito di cittadinanza che hanno manifestato anche questa mattina. Marco Gullà. Anche a molti di loro è arrivato l'ultimo SMS che praticamente annuncia la fine dell'erogazione del reddito di cittadinanza. Una nuova manifestazione di protesta questa mattina a Palermo degli ormai ex percettori che chiedono un lavoro che possa permettergli di andare avanti. Chiedere un lavoro per tutti i siciliani che ne hanno diritto, considerato che sono 100.000 siciliani che hanno perso il diritto del reddito di cittadinanza già a partire dalla mensilità di agosto, e sicuramente con 350 euro al mese queste persone non possono campare, non possono avere una vita dignitosa. E poi tra i manifestanti c'è chi non può pagare la bolletta della luce. Sto vedendo che bolletta mi è arrivata e io da agosto in poi non prenderò neanche più una lira. Questa bolletta io direi al governo come la dovrò pagare, con quali soldi? Soldi io non ne ho, io chiedo un lavoro come chiediamo un lavoro noi e tutti i percettori. Noi vogliamo un aiuto del governo. Hanno mandato a noi alcune comunicazioni, gente disperata che è venuta da noi a dire io non so cosa fare e hanno voluto, tentavano anche il suicidio. Io invito tutti anche a vedere negli ultimi articoli di giornale persone disperate che veramente adesso vivono pure sotto i ponti perché hanno ricevuto gli sfratti e gente che adesso nemmeno può pagarsi la casa. Il corteo ha sfilato lungo le vie della città fino all'assessorato al lavoro, una marcia triste, gonfia di rabbia e preoccupazione. Con l'ultimo reddito che ho preso di luglio ho cercato, sapendo che adesso ad agosto non avrei avuto più niente, neanche si sa un qualcosa per i mesi successivi, ho preferito comprare al discount delle scatolette, queste che costano 50 centesimi di ceci, di fagioli, di lenticchie, di minestrone, che sinceramente sono anche un po' immangiabili, però visto che qualcuno dice che noi mangiamo anche bene, noi poveri, ma vorrei vedere, perché non posso più andare dal mio fruttivendolo a comprare la verdura e la frutta e quindi logicamente devo mangiare così. Non vogliamo mai, non vogliamo mai. A Marineo, sempre in provincia di Palermo, si fingono ideatori di un progetto imprenditoriale e promettono ad un'anziana signora di inserire il nipote nell'impresa, ma è una truffa che scuccia la pensionata ben 36.000 euro. Orazio Longo.
Promettevano di trovare un lavoro al nipote, lo sistemiamo noi, dicevano, ma a sistemarsi erano solo loro, i truffatori. Una donna di Marineo, in provincia di Palermo, e 3 suoi familiari avrebbero spilato ben 36.000 euro a un'anziana signora col miraggio di vedere il nipote inserito in un progetto imprenditoriale che in realtà non esisteva. A scoprire la truffa la Guardia di Finanza della compagnia di bagheria. L'indagata, tra il mese di settembre 2021 e il mese di luglio 2022, si sarebbe presentata in più occasioni presso la casa della pensionata a ritirare il denaro, sempre nelle ore in cui questa era sola, così da non far destare sospetti ai familiari. E avrebbe anche rilasciato dei buoni di consegna delle somme ricevute. In una circostanza l'anziana, che vive solo di pensione di vecchiaia, avrebbe addirittura svincolato una polizza vita pur di consegnare quanto richiesto. I passaggi di denaro sono stati ricostruiti dalle Fiamme Gialle sulla base della documentazione detenuta dall'anziana e di quanto emerso dagli accertamenti bancari eseguiti sui conti correnti della sospettata. La donna è stata segnalata per il reato di autoriciclaggio e 3 suoi familiari per quello di riciclaggio. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Siamo adesso agli spettacoli. L'estate musicale siciliana continua ad essere ricca di presenze artistiche importanti, ci dice tutto Eva Spampinato. Le 3, cuore che batte, tu non ci sei più. Sullo sfondo un tempio illuminato, davanti al palco una platea pienissima, on stage, sotto le mura dell'antica Akragas, Agrigento, 2 amici che festeggiano insieme le loro lunghe carriere, 30 anni di successi per NEC, ben 40 per Francesco Renga. Dopo il Teatro Antico di Taormina, i 2 artisti infiammano il Teatro della Valle dei Templi, reduci dal successo dell'inedito L'Infinito più o meno, dove entrambi parlano di paternità, e in vista del loro album insieme in uscita a settembre, Renga NEC. Sì, così quello lo spirito. 2 miti degli anni 90 che portano sul palco energie e tormentoni, come quelli proposti da un altro mito degli anni 80 e 90, la cui voce continua ad essere limpida come quella che cantava Ti pretendo. Il tour estivo di Raff, leggenda del pop italiano di ispirazione internazionale, passa anche dalla Sicilia. Qui siamo a Città Giardino, Melilli, provincia di Siracusa. Il boom arrivò con Self Control, riempipiste in discoteca a cui tutt'oggi è ancora impossibile resistere. L'estate del 2023 è stata quella del nuovo singolo 80 voglia di te, un brano dal sound anni 80 riadattato al pop moderno che diffonde benessere con il suo ritmo incalzante e sensuale, dalle sfumature dance elettropop, cibernetiche diventate evergreen. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci allo sport, mercato e campo per il Palermo che domani giocherà a Reggio Emilia contro la Reggiana in campionato. Duro sfogo di Corini contro le troppe critiche ricevute. Sentiamo Marco Gullà. C'è anche Henderson, l'ultimo arrivato in casa Palermo, convocato da Eugenio Corini per la trasferta di domani a Reggio Emilia contro la Reggiana. La terza giornata di B, anche se per il Palermo si tratta della seconda gara in campionato, visto che nel weekend non è sceso in campo. Tra i convocati non c'è Buttaro, infortunato. Sarà un Palermo già diverso rispetto a quello che ha giocato alla prima a Bari e ha pareggiato. In campo Corini darà spazio a Lund sulla sinistra e a centrocampo, se non da titolare, dovrebbe giocare a gara in corso anche Henderson, centrocampista che arriva dall'Empoli. In avanti non ci sono dubbi, ci sarà il tridente formato da Di Mariano, Brunori e Insigne. Corini oggi in sala stampa però sbotta e dice basta giudizi, dovete aiutarci a crescere. Poi qua si giudica tutto
sempre comunque c'è sempre qualcosa di negativo. Mi sono rotto anche le scatole sinceramente, perché avete veramente rotto, ogni cosa va giudicata sempre in maniera estrema, si vogliono sempre creare condizioni particolari. Siamo alla prima di campionato, c'è un campionato, godetevi il percorso. Ma il Palermo non si ferma sul mercato, si attende solo la parola finale del Lecce per Federico Di Francesco e la risposta dovrebbe arrivare il prima possibile, anche in giornata. Esiste infatti l'accordo totale per l'arrivo del calciatore, ma si attende il via libera di Corvino, che prima vorrebbe avere un sicuro sostituto. Con le valigie in mano Damiani, che si accaserà alla Juventus Next Gen in Serie C. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.